Serve 1 anno, serviranno 2 anni, tutto il tempo indispensabile affinché l'intero corpo della regione ritenga, come dire, utile e positivo questo passaggio, altrimenti è una proposta imposta dall'alto che avrebbe sicuramente delle resistenze. Basta questo per aprire un nuovo fronte tra i Ciriani e la giunta Fedriga e creare un assist per l'attacco del capogruppo PD Moretti al centrodestra e che dice l'uscita di Ciriani delegittima non solo Fedriga ma anche il segretario regionale Rizzetto. Dopo l'attacco del fratello, ministro Luca Ciriani, sul piano oncologico e l'ascolto del territorio, i distinguo dell'europarlamentare Alessandro Ciriani sul ritorno delle province che rischiano di essere, secondo lui, imposto e percepito come un poltronificio apre nuove tensioni. Io sono stato l'ultimo presidente di provincia eletto a Pordenone e sono convintissimo della necessità di riproporre le province come enti di area vasta a sostegno dei comuni. Quindi io sono assolutamente favorevole al ritorno delle province, però non amo i processi frettolosi. Le riforme non si fanno velocemente, si fanno per garantire maggiore efficienza, la diminuzione dei costi, per essere più vicini ai bisogni delle comunità e per garantire più servizi ai comuni. Abbiamo abbandonato una provincia che funzionava, abbiamo fatto una serie di esperimenti, UTI, Astra, che sono stati fallimentari, oggi c'è l'EDR. La nuova provincia non può coincidere con l'EDR, ma deve essere arricchita di competenze ampie, competenze adeguate e di risorse anche coerenti, quindi bisogna fare una riflessione. Secca la replica dell'assessore Roberti, competente in materia, che riferisce alla nostra redazione che l'iter e i contenuti della legge sono stati concordati in maggioranza. Il messaggio dunque è chiaro, tutto il centrodestra condiviso. Perché dentro Fratelli d'Italia c'è chi riapre la partita? Significa anche mettere a disposizione degli uffici pubblici